Si è svolta a Gorizia, in un'affollata sala Dora Bassi, l'incontro-scontro tra Ferruccio Saro, colui che viene definito come una sorta di diavolo, nel senso che l'uomo che affossa di fatto la ricostituzione della provincia di Gorizia, e 6 esponenti del mondo isontino che difendono la loro territorialità. Alla fine della minestra, ai noi, il sapore è quello, probabilmente è già tutto deciso, ma andiamo a sentire subito le parole di colui che viene definito il grande manovratore, Ferruccio Saro. Non posso mica arrogarmi compiti che non sono miei o funzioni che non sono mie. Io cerco di dare un contributo di idee in questo dibattito aperto sulla ristrutturazione istituzionale della nostra regione. E il mio obiettivo è, al di là della definizione dei contenitori, di definire i contenuti, in particolare di definire una serie di azioni che tornino a dare qualche prospettiva di rilancio al comune di Gorizia, all'intero Isontino. Ed è quella la battaglia che nei limiti di ciò che posso fare farò. Per quanto riguarda invece il ruolo di Monfalcone, che si dice che abbia già dato l'ok per quanto riguarda la fusione con Trieste, lei cosa risponde? Questo è del tutto legittimo, nel senso che realizzandosi una nuova autorità portuale, diventando Trieste punto di riferimento della Cina, della via della Sete, ci sarà un enorme aumento di traffici che riguarderà Trieste e Monfalcone, con conseguenze positive su tutto il territorio. E quindi io chiaramente rispetto le decisioni che prenderanno a Monfalcone, ma sul piano economico è completamente giustificabile una politica di cooperazione tra Monfalcone e Trieste. Per quanto riguarda invece questa linea Gustav e gotica eretta qui a Gorizia, un po' come il cartone dopo il temporale? Io spero che anche il dibattito di oggi sia servito a riportare a terra il dibattito sui contenuti, finiscano le strumentalizzazioni che non hanno nessun impatto oggi, perché non ci saranno le elezioni fra pochi mesi, saranno fra qualche anno, e quella volta i cittadini saranno chiamati a valutare se avremmo fatto riforme giuste e positive per Gorizia e l'Isontino. Per quanto riguarda invece il ruolo dei consiglieri vicino al suo partito, questi come operano? In maniera autonoma oppure dovranno ascoltare quello che viene chiamato l'uomo di Martignacco? Ma insomma, questa è una forzatura, quella di chiamare l'uomo di Martignacco. Io se di Martignacco non vuol dire niente, io ho sempre avuto una visione generale delle cose. Per quanto riguarda i nostri consiglieri qui a Gorizia, è giusto che difendano il loro territorio, stiamo ragionando perché anche loro hanno l'obiettivo di portare a casa dei grandi risultati per Gorizia e saranno sicuramente alla testa di una battaglia che alla fine avrà sicuramente successo.